A me interessa la scuola, a me interessa che i ragazzi siano tranquilli, non siano attaccati e siano fuori da queste contese, d'accordo? La responsabilità di quello che è accaduto è mia. Oggi stesso mando al Ministero la relazione, il Ministero sulla base dei dati, ma io scrivo solo dati di fatto, non scrivo opinioni. Io scrivo dati di fatto sulla relazione, quello che effettivamente è successo, va bene, e il contesto nel quale questo è avvenuto, scriverò i dati di fatto. Il Ministero poi farà le sue valutazioni. Si assume ogni responsabilità il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord dopo che il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di acquisire gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, si legge in una nota, e accertare le responsabilità del gesto di propaganda neofascista. Questo all'indomani del caso avvenuto lo scorso 10 febbraio nella scuola in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, quando gli studenti hanno interpretato un brano della Compagnia dell'Anello, gruppo legato all'estrema destra neofascista. All'esito degli approfondimenti, conclude la nota del Ministero, saranno adottati provvedimenti ritenuti necessari e opportuni per sanzionare comportamenti incompatibili con la nostra Costituzione. Il dirigente però spiega ancora. Questa canzone è stata interpretata più di una volta, non è la prima volta, è stata interpretata e cantata dai ragazzi all'interno della cerimonia del comune della giornata del ricordo, e l'ho letta e riletta dopo il testo, non c'è nulla di cui si viene accusati, va bene? C'è un'origine, dicono che un'origine, una band di tipo neofascista, pare che l'autore non sia neanche neofascista, sia di destra semplicemente, però io su queste cose non voglio entrare, va bene? Perché sono approfondimenti che ho fatto dopo i fatti, va bene? Fino ai fatti io so che noi abbiamo fatto sta canzone, è stata fatta anche l'anno scorso, va bene? Tale quale, anche l'anno scorso, e non è successo nulla. Zennaro evidenzia. La canzone non ha nulla di neofascista, tant'è che non ricordo più se un anno fa o 2 anni fa, nel concorso promosso dalla Regione per le scuole sul tema della giornata del ricordo, della memoria degli esuli dell'Istria e della Dalmazia, va bene, ha usato nel titolo, la Regione Veneto ha usato nel titolo del concorso un verso della canzone, emerge con chiarezza il ricordo di quelle terre, va bene? Forse un po' troppo accentuato nell'opposizione italiana, Dubrovnik, Ragusa, ecco, forse in quel passaggio, negli altri è un po', siamo a mezza strada, va bene? Non offende nessuno. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le valutazioni del Ministero. Nell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord